Benvenuti, oggi è giovedì 20 febbraio 2025. Il sole sorge alle 6:45 e tramonta alle 17:43. La luna si leva a mezzanotte 33 e cala alle 10:15. Oggi si celebra Santa Giacinta Marto. Il nome è di origine greca col significato di simile al giacinto. Il 20 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale della giustizia sociale. Istituita il 26 novembre 2007 dalle Nazioni Unite, promuove la giustizia sociale come principio fondamentale per la convivenza pacifica e prospera tra le nazioni. Mira a sensibilizzare sull'importanza di eliminare le disuguaglianze, promuovendo l'uguaglianza di genere, i diritti dei lavoratori, l'accesso all'istruzione, la protezione sociale e la parità di opportunità per tutti. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro il 16 giugno 2008 ha adottato all'unanimità la Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa per contribuire al progresso nel mondo globalizzato attraverso l'agenda del lavoro dignitoso. Oggi festeggiamo Rihanna, la popstar originaria di Barbados, che oggi spegne 37 candeline. Rihanna è una delle cantanti più famose e premiate al mondo, con oltre 60 milioni di album e 215 milioni di singoli venduti. È anche un'attrice e una imprenditrice di successo, con la sua linea di cosmetici Fenty Beauty, che le ha fatto guadagnare il titolo di artista femminile più ricca del mondo, secondo la rivista Forbes. Il secondo festeggiato di oggi è Giovanni Storti, il comico, attore e sceneggiatore italiano che fa parte del famoso trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Oggi compie 68 anni. Nel 1995 ha debuttato al cinema con il film Tre uomini e una gamba, diretto e interpretato insieme ai suoi colleghi. Ha poi recitato in altri film di successo con Aldo e Giacomo, come Chiedimi se sono felice, La leggenda di Al, John e Jack. E tu la conosci, Claudia? Il terzo è Ciro Immobile, il calciatore italiano che oggi compie 35 anni. Ciro è uno dei migliori bomber della sua generazione, che ha vinto 4 volte il titolo di capocannoniere della Serie A e una volta la Scarpa d'Oro, il premio per il miglior marcatore d'Europa. Con la nazionale ha vinto gli europei nel 2021 segnando 2 gol. Il 20 febbraio 1872, in una New York in piena rinascita dopo la guerra civile, apriva le sue porte il Metropolitan Museum of Art, destinato a diventare uno dei più grandi e prestigiosi musei del mondo. Nato con una collezione modesta, il Met si arricchì nel tempo di opere d'arte di ogni epoca e continente. Oggi il Met ospita più di 2 milioni di opere che spaziano dal Neolitico al Novecento, dalla pittura alla scultura, dalla musica alla fotografia. Sapete che esistono diverse tipologie di equilibrio? Immaginate una corda che viene tirata con la stessa identica forza da entrambi i capi e che quindi rimane ferma. In questo caso si parlerà di equilibrio dinamico perché stanno comunque agendo delle forze che si annullano esattamente tra loro. Nel caso in cui invece la corda si trovasse poggiata a terra, allora in questo caso in direzione orizzontale non viene esercitata nessuna forza e si parla quindi di equilibrio statico. Questo è una parte di quanto riportato dal primo principio della dinamica. Buongiorno ai 12. Oggi la luna in Scorpione proprio fa botte con Urano, una certa tensione zodiacale tra Toro e Scorpione. Vediamo il resto dello zodiaco che va. Ariete. Un po' di tumulto nella vostra area economica, forse c'è qualcosa da sistemare, qualcosa da pianificare per meglio dire, e soprattutto una certa fretta di concludere. Non siate precipitosi, ma prendete delle posizioni chiare e nette. Toro.
La vostra giornata oggi prevede l'opposizione della Luna proprio a stimolare Urano nei vostri gradi, che già è abbastanza turbolento. Urano però con Mercurio saprà darvi il consiglio giusto e troverete la soluzione nel consiglio di una persona che amate. Gemelli, le tensioni zodiacali tra Luna e Urano poco vi importano, se non per qualche fastidiosa sensazione di essere a volte un po' osservati, a volte un po' giudicati, per cui semplicemente godetevi questo Giove con sestile a Venere, che vi fa comunque sentire bene in amore, visto che questo è un periodo di stimoli nuovi e di sentimenti altrettanto curiosi. Cancro, la vostra giornata oggi è splendida, la Luna compie una magia incredibile, seppure un po' nervosamente opposta ad Urano, forma dei trigoni bellissimi con Marte e con Mercurio. Una giornata quindi oggi piena di dialogo, di confronto, vi potrà capitare di ritrovare un affetto tramite il dialogo e di ricostruire una dinamica di rapporto. Leone, giornata oggi che prevede delle forti tensioni da parte della Luna e di Urano. Sembrano essere abbastanza distonici e nei vostri confronti creano una situazione di contrattempi. Non è il caso oggi di arrabbiarsi e se quello che avete scritto in agenda dovrà subire qualche variazione. Vergine, la giornata oggi è una giornata che prevede Luna e Urano muovere qualcosa per voi, soprattutto nel campo della comunicazione. Probabilmente oltre alle vostre ragioni ce ne sono di altre che vi verranno manifestate. Non perdete la calma se magari sarete investiti dal malessere di qualcuno. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata con una luna che pone l'accento sul punto di vista delle cose. Potreste infatti prendere delle prospettive nuove, un'ansia per il futuro è generata proprio dalla voglia di far bene e di non incorrere più nei soliti vecchi errori. Scorpione, tra i protagonisti assieme al Toro di questa giornata, la Luna nei vostri gradi si muove con una seria opposizione ad Urano. Oggi vi potrà capitare di sentirvi un po' nervosi e un po' incompresi. Chiaramente è la Luna che subisce l'uragano di Urano, per cui molto probabilmente dovrete andare con molta calma in tutti i vostri rapporti. La Luna però forma due stupendi trigoni sia a Nettuno che a Saturno. Basterà un po' di saldezza. Sagittario, giornata oggi che prevede una luna un po' pensierosa, una luna un po' disarmante per quello che riguarda imprevisti e disaccordi con il partner. Probabilmente non essere d'accordo su obiettivi, modi di procedere e mete da raggiungere potrebbe generare qualche incomprensione. Parlatene. Capricorno, seppure la Luna e Urano litigano pesantemente, oggi voi comunque godete dell'uno e dell'altro in sestile, rispettivamente in trigono. Più che altro è la bella Venere che vi sfugge e ancora una volta inseguite l'amore. Probabilmente però avete a che fare con una persona che sa toccare i punti giusti per farvi vibrare. Acquario, a proposito di vibrazioni, voi siete proprio un terremoto in questo senso. La Luna in Scorpione oggi vi farà comunque, con un trigono a Saturno, riflettere su alcune strategie da adottare e vi state scoprendo sempre più molto più solidi e strateghi nel modus operandi. Anche in amore c'è una gran complicità, occhio ai messaggi. Pesci, una giornata oggi che prevede due stupendi trigoni della Luna su Saturno e Nettuno e vi suggeriscono di avere il potere della fermezza e quella dell'empatia anche. Il Sole e Mercurio vi vogliono avvertire che è inutile badare alle chiacchiere perché i fatti contano molto più delle parole. Una storia d'amore, inganni e risate con il celebre barbiere Figaro come protagonista. Il 20 febbraio 1816 al Teatro Argentina di Roma debuttava l'opera buffa di Gioacchino Rossini. Il pubblico però non apprezzò la novità e fischiò il compositore, fedele al suo rivale Paisiello.
Solo dopo Il Barbiere di Siviglia divenne un successo mondiale grazie alla genialità musicale e alla vivacità scenica di Rossini. Un capolavoro immortale che ancora oggi incanta e diverte. Quando non abbiamo più niente da dare, quando siamo al limite delle nostre forze, quando siamo in una situazione disperata, diciamo di essere alla frutta. Ma perché usiamo questa metafora? Perché la frutta è l'ultima portata di un pasto, quella che chiude il cerchio. Questa espressione ha radici antiche, già nel Medioevo Dante la usava nella sua Divina Commedia. Oggi la usiamo spesso in modo ironico o sarcastico per commentare le nostre sventure. Oggi vi raccontiamo la storia di un mito, un'icona, un simbolo. Kurt Cobain, il leader dei Nirvana, la band che ha rivoluzionato il rock degli anni 90. Era un genio della musica, ma anche un uomo tormentato che ha lottato contro i demoni della droga e della depressione, fino a togliersi la vita a soli 27 anni. La sua voce graffiante, le sue canzoni intense hanno espresso il disagio e la rabbia di una generazione che lo ha eletto a idolo e a leggenda. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se l'opportunità non bussa, costruisci una porta. Siete gli artefici del vostro stesso destino e iniziate ogni giorno al meglio con una nuova puntata dell'Almanacco per restare sempre aggiornati su fatti e curiosità dal mondo. A domani! Buona giornata dalla vostra Martina.